Valentina Cirino della Lega: non ho mai chiesto di entrare in giunta ad Agrigento, semmai lo ha fatto direttamente il sindaco Miccichè. La consigliera comunale di Agrigento Claudia Longi aderisce al partito di Forza Italia. L'onorevole Pisano afferma: nessun disaccordo con l'onorevole Lupi, anzi stiamo lavorando insieme per la realizzazione dell'aeroporto di Agrigento. Speciale della nostra redazione: con l'onorevole Mangiacavallo si è discusso delle varie criticità di Agrigento, capitale della cultura. Si va verso i grandi passi per la realizzazione del dissalatore a Porto Empedocle, quanto comunicato dal Presidente della Regione Schifani. Presentato il libro di Maurizio Mannoni al Parco, a Favara quello scritto su Pietro Germi da Raimondo Moncada. Giorno 4 verrà presentato quello su Mariuccia Linder, curato da Salvatore Indelicato al Circolo Empedocleo. Allo scrittore agrigentino Francesco Pira consegnato il premio dell'Accademia Euro-Mediterranea delle Arti. Presentato oggi al Teatro Pirandello la 61esima edizione del Trofeo delle Regioni, una panoramica della Serie D, eccellenza e promozioni. Il Cianciana conquista la categoria superiore, il Calcium Favara. Domani in casa la partita importante per la salvezza contro il San Cataldo. Stanotte cambia l'ora legale, lancetta degli orologi avanti di un'ora. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi, sabato 29 marzo, del nostro TVA Notizie. Valentina Cirino della Lega non ha mai chiesto di entrare in maggioranza al comune di Agrigento, semmai lo ha proposto il sindaco Miccichè. Il servizio. L'ingresso in giunta del consigliere comunale leghista Valentina Cirino tiene banco da qualche settimana nei corridoi della politica locale. Di fatto, dopo le dimissioni del vice sindaco Trupia, si è fatta strada quest'ipotesi con un percorso ad ostacoli che ha visto l'attuale maggioranza fare quadrato intorno alla possibilità che la Lega entrasse a far parte della giunta e dunque dicendo no a Valentina Cirino. Il sindaco più volte ha cercato di mediare ma senza risultati e adesso è la stessa Cirino che vuole chiarire alcuni aspetti di tutta la vicenda. In merito alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa dice: desidero chiarire con assoluta fermezza che né io né la Lega abbiamo mai manifestato interesse o avanzato richieste per entrare a fare parte della giunta. Al contrario, afferma, è stato il sindaco stesso a proporre ripetutamente questa possibilità, incontrandosi in diverse occasioni con il senatore Germanà, commissario regionale della Lega, per discutere della nostra eventuale partecipazione in questa fase conclusiva del mandato. Ritengo fondamentale, dice Cirino, ribadire che il nostro unico obiettivo è e rimane il benessere del territorio e dei suoi cittadini. Fino alla conclusione del mandato continuerò a svolgere il mio ruolo con dedizione, trasparenza e senso del dovere, come ho sempre fatto per il bene della città e dei miei concittadini. E poi parla di Agrigento, capitale della cultura. È inaccettabile che questioni come queste vengano strumentalizzate distogliendo l'attenzione dalle vere priorità. Auspico, conclude, che tutte le forze politiche possano finalmente convergere verso un dialogo costruttivo, lavorando per il bene comune e abbandonando inutili conflitti e lotte per il potere. E gli onorevoli Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo con grande soddisfazione affermano: accogliamo in Forza Italia l'amica Claudia Longi, la sua adesione rappresenta un momento di crescita e rafforzamento per il nostro territorio e il partito, con l'obiettivo di contribuire attivamente al progresso della comunità locale attraverso valori e le politiche di Forza Italia. Claudia Longi afferma: aderisco al gruppo politico di Forza Italia condividendone i valori, le idee, il progetto politico per lo sviluppo di Agrigento, della Sicilia e del nostro Paese. Dopo un'attenta riflessione e un confronto costruttivo con esponenti locali e regionali del partito,
Primo tra tutti il coordinatore provinciale e vice segretario regionale, l'onorevole Riccardo Carlo, e con Margherita La Rocca Ruvolo, ho deciso di compiere questo passo con l'intenzione di contribuire con maggiore efficacia al lavoro amministrativo in Consiglio Comunale. Ritengo che Forza Italia rappresenti oggi il punto di riferimento più concreto per una politica moderata, seria e liberale. Ringrazio il partito per la fiducia accordatemi e confermo il mio impegno quotidiano al servizio di Agrigento con spirito di collaborazione, trasparenza e regolarità. Pisano e Lupi, nessun disaccordo, tutto pronto per l'aeroporto di Agrigento, decisione su cui sarà determinante la Lega, il servizio. Al fine di smentire le indiscrezioni circolate ieri e pubblicate dal giornale La Sicilia circa rapporti tesi tra noi moderati e il deputato nazionale Calogero Pisano, coinvolto nella vicenda sollevata dall'onorevole Lavardera di controcorrente su mancati pagamenti di spettanze e presunte richieste di sesso a 2 dipendenti, arriva ieri puntuale un comunicato che ritrae insieme Lupi e Pisano e che afferma: stiamo all'ultima fase, quella del completamento della consegna dei documenti necessari al MIT, che porterà finalmente all'apertura dell'aeroporto di Agrigento, un iter cominciato con l'inserimento dell'opera nel decreto Sud grazie all'iniziativa politica di Noi Moderati. Un passo fondamentale per il territorio agrigentino, si legge nella nota, che colmerà il gap infrastrutturale finora esistente con le altre province siciliane e con il resto del paese. Era quello che serviva, dicono, dopo decenni di immobilismo. Lavoreremo insieme nei prossimi mesi in Parlamento per raggiungere questo importante obiettivo. E chiarisce così, in una nota congiunta, il presidente di Noi Moderati ed ex ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi e l'onorevole Calogero Pisano. Fugati dunque i dubbi, non si può che apprendere con favore la possibilità che l'idea dell'aeroporto di Agrigento prenda sempre più corpo, anche se nella decisione avrà un ruolo determinante il ministro dei trasporti leghista Salvini, e sulla quale potrebbe anche avere un peso il mancato ingresso in giunta, almeno fino ad oggi e dopo il tormentato percorso di Valentina Cirino. Uno speciale con l'onorevole Nenè Mangiacavallo su Agrigento, capitale della cultura, è stato realizzato dalla nostra redazione. L'onorevole spiega le ragioni dell'attuale stallo e un'attenta analisi sulle cause che hanno portato ai tanti disservizi. Vi proponiamo un breve stralcio dell'intervista che potrete vedere oggi su TVA sul canale 268 o in streaming su televideoagrigento.tv, oggi pomeriggio alle 16 e domani domenica alle 10:50 e alle 15:10. La trasmissione sarà anche disponibile sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. Vediamo uno stralcio dello speciale. Sera ospite di questo nostro approfondimento è questa sera l'onorevole Nenè Mangiacavallo, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito che da tempo, diciamo, avevamo auspicato. Onorevole, allora parliamo di Agrigento 2025. Lei nel tempo curò la nascita di Agrigento Capitale della Cultura da quando era stato presidente del consorzio universitario, se sbaglio mi corregga, creando attorno al progetto tanto entusiasmo con il coinvolgimento di diverse associazioni, sindaci del territorio, tante persone, finché arrivò la bella notizia. Ricordo quando eravamo nella sala Livatino per festeggiare, diciamo, la bella notizia. Ecco, da quel momento le cose invece sono andate in declino. Ecco, cosa è successo? La gente non capisce. Si sta gestendo un progetto con tante critiche che arrivano da tutte le parti. Il suo punto di vista. Ecco, facciamo un po' una cronostoria. Io ho accettato di quello che è stato la sua insistente richiesta di rilasciare questa intervista perché oggi lo considero un dovere nei confronti di coloro i quali hanno fatto parte con me dello staff che ha ottenuto questo risultato eccellente. Eravamo in pochi, ma abbiamo lavorato con entusiasmo, passione, dedizione e disinteresse, ma principalmente credo che sia un dovere nei confronti dei cittadini di Agrigento e di tutta la provincia. Credo che in un momento di grandissima confusione, in cui si
alternano dichiarazioni positive e negative, critiche e qualche raro interessato parziale apprezzamento. In questo periodo di caos bisogna riportare l'argomento dentro i binari della verità. E se posso fare una considerazione di carattere generale per rispondere sinteticamente alla domanda che cosa è successo, io dico che la vicenda di Capitale Italiana della Cultura, almeno nella fase successiva alla proclamazione, rappresenta la metafora dell'opera pirandelliana e non poteva essere diversamente ad Agrigento. Perché se ci riflettiamo troviamo il paradosso, il divario fra la menzogna e la realtà, la mancanza di una precisa identità e, se vogliamo, anche l'umorismo. Non l'umorismo inteso in senso comico, gioioso, come qualcuno potrebbe intendere, ma proprio nella accezione pirandelliana. Non si tratta di una questione comica, ma di una questione tragica, cioè quell'umorismo che ci permette di far vedere di cose diverse rispetto a come sono e che ci fa riflettere per cercare di capire perché sono andate in una certa maniera. Il divario fra la realtà e la finzione è sotto gli occhi di tutti, basta seguire non solo sui social le dichiarazioni che si sono susseguite da parte dei cosiddetti protagonisti, ma la componente più importante che accosta la vicenda di Agrigento Capitale della Cultura all'opera pirandelliana è il concetto del paradosso, perché si è verificato proprio un paradosso, cioè quella che avrebbe dovuto essere, e che non era soltanto un auspicio, c'erano tutte le premesse perché effettivamente le cose andassero in questa maniera, quella che avrebbe dovuto essere una delle più autorevoli, efficaci, importanti opportunità per Agrigento e per la provincia, oserei dire per buona parte della Sicilia, si è trasformata in una vergognosa, mortificante, oltraggiosa manifestazione di un insuccesso che mai nessuno avrebbe immaginato. Agrigento, che meriterebbe per la sua storia millenaria, per la sovrapposizione di tante culture che hanno lasciato dei segni indelebili, per la presenza autorevole che nel corso dei secoli la letteratura ha avuto, per l'impegno di molti operatori locali, anche nei giorni nostri, imprenditori attenti, coraggiosi, di intellettuali illuminati, Agrigento non meritava di andare sulle cronache nazionali ed internazionali per questioni che sotto certi aspetti hanno del ridicolo, ma che in verità si sono rivelate delle questioni tragiche, perché oggi purtroppo Agrigento, immeritatamente per colpa di pochi, è diventata lo zimbello d'Europa, perché questo susseguirsi di vicende che non riguardano soltanto Capitale Italiana della Cultura non pone Agrigento in coda alla classifica della vivibilità nazionale, ma delle città credibili nei confronti degli imprenditori, nei confronti dei turisti, nei confronti di coloro i quali avrebbero avuto un immenso piacere, in occasione di Capitale Italiana della Cultura, di venire a visitare quella che è una delle più preziose perle del Mediterraneo. Si va a grandi passi verso il disalatore di Porto Empedocle. Servizio. Dal governo nazionale arriveranno 20 milioni di euro per la fase di avvio dei dissalatori di Gela, Trapani e Porto Empedocle. Ad annunciarlo il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, dopo la presentazione di un emendamento da parte dei relatori al disegno di legge, attualmente in fase di esame congiunto da parte delle commissioni bilancio e ambiente della Camera dei Deputati. Il provvedimento adottato alla fine dell'anno scorso prevede all'articolo 2 misure urgenti per l'adeguamento delle infrastrutture idriche in Sicilia. Queste somme aggiuntive, spiega Schifani, permetteranno di coprire i costi di avviamento e di gestione temporanea dei 3 dissalatori nel primo anno di riattivazione. Per quanto riguarda le altre risorse necessarie per i 3 impianti di dissalazione, il governo Schifani ha già individuato 90 milioni all'interno dell'accordo di coesione e 10 milioni a valere su bilancio regionale. L'iter di realizzazione degli interventi in via d'urgenza è stato affidato, come chiesto dal presidente Schifani, al commissario dell'acqua per via dei poteri di deroga dei tempi conferiti dalla legge. La cabina di regia regionale per l'emergenza idrica continuerà a monitorare l'andamento delle procedure per la realizzazione dei 3 impianti.
Maurizio Mannoni, noto giornalista della RAI, ha presentato ieri il suo libro Quella notte a Saxa Rubra, l'evento organizzato dal Centro Pierpaolo Pasolini presso Casa San Filippo di Agrigento. Ha seguito per noi l'evento Cairone. Maurizio Mannoni, volto noto di Rai 3, conduttore per 15 anni di Linea Notte, è stato ad Agrigento accompagnato da Maurizio Massone presso Casa San Filippo, dove il Centro Pasolini ha organizzato l'incontro con il giornalista che ha presentato il suo primo libro romanzo Quella notte a Saxa Rubra, un racconto sulla scomparsa di Giovanni, un giornalista della TV pubblica la cui morte non convince un collega che decide di indagare. Maurizio Mannoni, oggi in pensione, ha parlato di RAI asservita alla politica, lottizzata dai partiti e soprattutto di fuga di telespettatori dai canali RAI, un aspetto grave che riguarda appunto l'attuale servizio pubblico. Maurizio, il mestiere nel mondo televisivo pubblico, con i suoi misteri, un romanzo comunque avvincente con una trama che si appassiona. Grazie per l'avvincente. Sì, ho cercato di mettere insieme tanti ricordi di una carriera lunga e inventando una trama di fantasia, però con dentro anche personaggi veri, insomma, quindi questo intreccio tra persone anche riconoscibili, no? Citate per nome ma riconoscibilissime, che hanno fatto parte della storia di Rai 3, del TG3 e appunto questi due personaggi che sono i protagonisti di questo racconto. È venuto fuori un mix, mi pare. Possiamo dire il bello e il brutto del mestiere o siamo fuori tema? Sì, no, possiamo proprio dirlo, insomma, no? Il bello sono tanti personaggi che raccontano la loro storia, il brutto sono personaggi negativi che incidono in maniera drammatica su questa storia. Ed è il brutto di una RAI che ho conosciuto, insomma, una RAI asservita alla politica, al potere, ai giochi delle carriere, insomma, tanti elementi che poi il lettore troverà, insomma, elencati. Una RAI che fa discutere adesso anche sulle nomine, su quello che c'è dietro. Quello sempre, quello da che lo ricordo io. Le nomine, il momento delle nomine, cambi di governo, cambi di maggioranza e la tornata delle nomine è sempre stato un servizio pubblico che si deve adeguare, come dicevi, ai campi. Sì, si deve adeguare, ma oramai di servizio pubblico ha ben poco purtroppo. In effetti poi c'è anche una fuga dei telespettatori purtroppo, insomma, perché la RAI ha perso, ormai sta perdendo definitivamente la propria identità. Questo è l'aspetto grave. Pietro Germi, Gli anni felici in Sicilia, è il titolo del libro scritto da Raimondo Moncada, presentato ieri a Favara, che racconta gli aspetti della permanenza in Sicilia di Pietro Germi, dove ha girato diversi suoi film di successo. A Favara, Il cammino della speranza. Ha seguito per noi l'evento Moscato. Pietro Germi ha amato la Sicilia, l'ha raccontata, l'ha fatta conoscere al mondo sotto degli aspetti sicuramente diversi. A distanza di tutto questo tempo, è ancora attuale? Siamo a distanza di 50 anni dalla sua morte. Pietro Germi è stato sottovalutato dalla critica quando è stata in vita, quando ha operato, quando ha girato i film. Posso dire che è ancora attuale, i suoi messaggi, pensiamo per esempio al Cammino della Speranza, che ho rivisto prima di mettermi in macchina e raggiungere Favara. Secondo voi l'emigrazione degli anni 40 e degli anni 50 si è arrestata o è proseguita negli anni 60, 70, 80 fino ad arrivare ai nostri giorni, fino a coinvolgere i nostri figli che non sono più i minatori analfabeti
del cammino della speranza, ma sono giovani laureati magari al nord e che hanno la speranza nel cuore di ritornare al sud, a casa loro, con i loro genitori, dove sono cresciuti, dove hanno le loro radici, e si trovano in un bivio. Che cosa faccio? Rimango al nord come mia figlia che se lo sta chiedendo, neolaureata, oppure scendo a casa? È un dramma ancora continuo. Perché hai sentito l'esigenza di scrivere un libro proprio su Pietro Germi? Questo libro nasce da un percorso particolare, un percorso terapeutico, nasce durante la mia permanenza a Bologna in 2 ospedali per un percorso oncologico. Mia moglie, per distrarmi da cure pesanti e da interventi complessi e anche loro pesanti, mi ha un po' preso per i capelli e costretto a iscrivermi in un corso di laurea online. Alla fine, con grandissime difficoltà, perché ero pieno di farmaci, ecco, e di dolori di ogni genere, sono riuscito ad arrivare alla fine. Alla fine significa proporre degli argomenti di tesi di laurea, ne ho proposti 5 e l'università ha scelto proprio quello su Pietro Germi, ma non su Sciacca come avevo proposto. Io a Sciacca vivo e lavoro da 25 anni e Germi è molto presente perché a Sciacca ha girato 2 film, il primo del 1948, Il nome della legge, e l'ultimo, Sedotta e abbandonata, del 1963. L'università ha scelto la tesi di laurea Pietro Germi e il suo cinema in Sicilia, dove ha girato ben 5 film. Tesi di laurea discussa esattamente un anno fa, marzo del 2024. Quella ricerca, attraverso testimonianze, una complessa ricerca d'archivio all'interno di librerie, di tantissime biblioteche, la Cineteca di Bologna, quella ricerca è continuata nel tempo fino a diventare, ecco, un libro. È proprio questo quello che troveranno i lettori dentro? I lettori troveranno Pietro Germi e il suo legame, il suo attaccamento nei confronti di una terra che ha profondamente amato, una terra che ha descritto nel dramma, col pianto, una terra che agli inizi degli anni 60, con la svolta della commedia, è uscita sorridendo e facendo sorridere dei propri. E il giorno 4 aprile alle ore 18:30 presso il Ciclo Culturale Empedocleo di Agrigento verrà presentato il libro Mariuccia per i tipi della Medinova Edizioni. Il volume, curato dallo scrittore Salvatore Indelicato, contiene una raccolta inedita di poesie, piccole prosi, disegni e riflessioni che la grande artista agrigentina Mariuccia Linder ha affidato a 2 tacchini e fogli sparsi, scritti nel corso degli anni e nel periodo precedente la sua malattia. La serata sarà coordinata da Salvatore Indelicato, cui seguiranno gli interventi di Pippo Adamo, Giugiù Amato, Beniamino Biondi, Alfonso Gueli e Antonio Liotta. Gli interventi artistici saranno di Lia Cipolla e Lina Gueli per le letture di alcuni brani, mentre Lia Rocco parteciperà con un omaggio personale a Mariuccia Linder. La pianista Marisa Bonfiglio eseguirà Trebbiani al pianoforte per gli interventi musicali. A Taormina ha consegnato il professore Francesco Pira il premio speciale dell'Accademia Euro-Mediterranea delle Arti. Sentiamo lo stesso Pira. Come ho sempre detto, ricevere un premio è qualcosa che ti stimola a fare sempre meglio, a fare sempre di più, a
guadagnare la fiducia che le persone hanno riposto in te come studioso, come ricercatore, come docente, come giornalista che osserva la società. Ringrazio tantissimo la Presidente Maria Teresa Prestigiacomo dell'Accademia Euromediterranea delle Arti per questo riconoscimento. Sono peraltro molto felice che l'ho ricevuto insieme a uno studioso, a un professore, il professore Mario Bolognari, già direttore del Dipartimento e ordinario di Antropologia all'Università di Messina, ma anche già sindaco di Taormina e parlamentare, a cui mi legano profondi sentimenti di amicizia. Avere ricevuto insieme a lui questo premio mi riempie di gioia e di orgoglio, ma soprattutto voglio ringraziare per le belle parole sia la Presidente Maria Teresa Prestigiacomo, ma anche l'attore Michelangelo Antinoro, che nonostante in questo momento fosse impegnato a girare una fiction, ha deciso di venire a fare questa consegna di questo premio in memoria del padre Mino, giornalista, apprezzato organizzatore di eventi. Il premio era proprio il premio che mi è stato consegnato, era proprio in onore del papà. Ringrazio tutte le persone presenti all'evento e ringrazio tutte le persone che si sono complimentate con me attraverso i social network, attraverso messaggi privati o telefonate. Grazie davvero, un abbraccio a tutti e spero sempre di non deludere mai la vostra fiducia. Pasqua in Sicilia, un viaggio tra tradizione, cultura e spiritualità, il servizio. Giornate assolate, colori e profumi accompagnano il tepore della primavera siciliana, periodo dell'anno in cui l'isola offre affascinanti panorami della natura in pieno splendore. Tempo ideale per regalarsi una vacanza rigenerante fuori stagione, esplorando l'entroterra dell'isola, un territorio che con i suoi paesaggi, la sua storia millenaria, le tradizioni, la gastronomia, rientra a pieno titolo tra le mete che ormai da tempo suscitano l'interesse e la curiosità di turisti italiani e stranieri. Un viaggio ideale che inizia tra la distesa di mandorli fioriti della maestosa Valle dei Templi, in quella che Pindaro definì la più bella tra le città dei mortali, l'antica Akragas, celebrata nel passato per il suo splendore. Passeggiare tra le meraviglie di quest'area archeologica, tra le più importanti al mondo, ripercorrendo la storia in un'atmosfera sospesa e magica, è un'emozione unica. La stessa che si rivive a pochi chilometri da qui, all'interno della Villa del Casale di Piazza Armerina, ammirando i mosaici che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. La primavera siciliana ci regala ancora la scoperta di tradizioni antiche e suggestive, come i riti pasquali di Caltanissetta ed Enna, i due capoluoghi dell'interno dell'isola ricchi di storia e arte. Pasqua è il periodo dell'anno in cui Caltanissetta si abbandona con fervore alle celebrazioni della Settimana Santa, unica nel suo genere perché si dipana nell'arco di 7 giorni, alternando momenti di folklore e momenti di grande religiosità e partecipazione emotiva. In prossimità della Pasqua la città si riempie delle immagini della Passione di Cristo e la natura stessa sembra adeguarsi allo stato d'animo dei nisseni, alla loro fede e soprattutto a una ritrovata identità, espressa durante il corteo della Real Maestranza, o delle varie grandi gruppi sacri che sfilano la sera del Giovedì Santo, o della processione del Cristo Nero, accompagnato dalle ladate dei figli amari, i raccoglitori di verdure selvatiche. Anche ad Enna i riti della Settimana Santa destano profonda emozione nello spettatore. Qui la religiosità rivive e diventa palpabile nel silenzio irreale che aleggia nel corso della processione del Venerdì Santo, quando oltre 2000 confrati procedono lentamente lungo le vie cittadine, accompagnando le bare del Cristo morto e dell'Addolorata in un'atmosfera di partecipazione commossa e fede semplice che mostrano l'aspetto più profondo di questa terra. Oltre alle tradizioni pasquali, l'entroterra dell'isola offre la possibilità di ripercorrere la storia attraverso itinerari insoliti, come un tour per castelli, e in questo territorio se ne contano davvero tanti. A partire da Enna e dal suo castello di Lombardia, che svetta imponente sulla rocca di Cerere, o il castello di Falconara, a Butera, affacciato sul mare. Ed ancora il castello di Mussomeli, incassonato nella roccia, o il castello di Sperlinca, scavato nella roccia. Esistono molti motivi per una vacanza siciliana fuori stagione: paesaggio, arte, tradizioni, storia. La primavera in Sicilia è tutto questo e molto altro.
Linea alla regia per la pubblicità. Nel suggestivo foyer del Teatro Pirandello di Agrigento si è svolta stamani la conferenza stampa di presentazione della 61esima edizione del Torneo delle Regioni, nello specifico del Girone B, che vede coinvolte le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Vediamo queste interviste curate dal collega Carmelo Lentini. Al foyer di Agrigento del Teatro Pirandello si è presentata questa manifestazione. Il Torneo delle Regioni, un torneo importantissimo a livello nazionale, e si è partito proprio da Agrigento. Perché, Sandro Morgana? Siamo partiti da Agrigento perché Agrigento è la capitale della cultura, perché riconosciamo che questa provincia ha impianti importanti, molto moderni e che ci danno la possibilità di ospitare bene le rappresentative che verranno. Considera che nel girone B, che è quello proprio di Agrigento, Caltanissetta e Enna, c'è tutto il Triveneto, c'è Bolzano, Trento, il Friuli e il Veneto, quindi sono 4 regioni che hanno un'impiantistica sportiva molto moderna, molto efficiente, e quindi dobbiamo accoglierli nella stessa maniera. Quindi grazie al sindaco, grazie al Comune di Agrigento, grazie per aver fatto questa conferenza stampa nel foyer del Teatro Pirandello, che è veramente di grande prestigio. Speriamo che partendo da qua tutto vada veramente bene. Sindaco, e allora partire da Agrigento è principalmente un onore, specialmente si registreranno moltissime presenze, si parla di 2000 presenze a livello Sicilia, quindi questo è anche un altro traguardo eccezionale per la LND Sicilia. Sì, ringrazio il Presidente Sandro Morgana per aver voluto fortemente organizzare questo evento, un evento unico, perché ci saranno tutte e 20 le regioni italiane con le loro rappresentative che giocheranno qui in Sicilia. È stata coinvolta Agrigento perché proprio quest'anno Agrigento è capitale italiana della cultura, si giocherà proprio nelle province in questo girone saranno per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, ma poi ci saranno altri gironi in altre province della regione della Sicilia. Stiamo dimostrando ancora una volta che l'intera provincia, ma anche l'intera Sicilia, è unita, e questo anche a consolidare quello che sono le linee guida di un progetto, di un grande progetto che poi alla fine ha portato Agrigento a raggiungere questo meraviglioso obiettivo. In un momento di crescita per la Sicilia questo è un avvenimento sicuramente molto propizio e bello anche da seguire. Sì, un momento di crescita anche perché noi abbiamo, come dire, ci occupiamo di sport, ci occupiamo di sociale, ma vogliamo fare anche grandi eventi, quindi questo è un grande evento. Un altro anno faremo un altro grande evento sulle spiagge con dietro il nostro marchio di Sabbie di Sicilia, dopodiché ci candideremo ad ospitare il Torneo delle Regioni di calcio a 5 alla fine del quadriennio, quindi insieme sport, insieme con il nostro impegno sociale, il nostro impegno di solidarietà e quindi anche la promozione di grandi eventi. Tutto questo è nel DNA del Comitato regionale, lo stiamo facendo con tanto impegno. Quindi tanta carne al fuoco allora ci aspetta. Tante cose da fare, tanto. Vediamo ora una panoramica curata sempre dal collega Carmelo Lentini sui campionati di Serie D Eccellenza e Promozione. Il Cianciani è stato promosso nel campionato superiore di categoria. Più trascorrono le giornate e più si stringe il cerchio nel campionato di Serie D Girone I. Tutto rimane in bilico sino all'ultima giornata. Per quanto concerne il salto in Serie C, che per la retrocessione nel campionato invece di eccellenza. Situazione critica per Licata che Aldino Liotta affronta il capolista Siracusa, che non può assolutamente concedersi distrazione contro una regina sempre in agguato. Licata dunque in piena bagarre per evitare la retrocessione diretta, e si tratta di un match drammatico il cui risultato potrebbe ridisegnare la classifica. Stesso
stesso discorso vale anche per lo scontro del Giovanni Brucoloere, dove il locale Castrum Favara dovrà strenuamente lottare contro la saga taldese del tecnico Orazio Pidatella. Entrambe si ritrovano a pari punti e chi perde rischia di essere risucchiato nei meandri dei play-out. Anche da Cireale si prospetta un derby importante contro un tranquillo Paternò. Infine, Regina Vibonese, un derby calabro d'alta tensione. A 3 turni dalla conclusione del campionato di eccellenza i giochi sembrano fatti, salvo chiaramente sorprese dell'ultima ora. L'Athletic Club Palermo, con 4 punti di vantaggio sul Città di Gela, gioca a Piana degli Albanesi un derby importantissimo ai fini della classifica. A questa gara guarda con molta attenzione lo stesso Città di Gela, che spera in un passo falso per accorciare le distanze. Sulla strada gelese invece c'è l'Unità si sciacca quasi del tutto, tagliata fuori dai play-off. Attualmente il distacco è di 12 punti e per regolamento ne sarebbero occorsi 8 almeno per essere inseriti nella griglia. Rimanendo così la classifica generale, il Città di Gela andrebbe alla fase successiva con l'altra finalista del girone B di eccellenza. Ancora 2 giornate dalla conclusione, invece, del torneo di promozione girone C. La lotta per il salto in eccellenza rimane sempre tra Giarre e Camarat, staccate da appena un punto. Fare passi falsi in queste ultime gare di campionato sarebbe un suicidio, ma può succedere di tutto sul filo di lana. Il Giarre gioca fuori sul campo del Villarosa San Sebastiano, mentre il Camarat ospita il Belpasso. Entrambe le avversarie sono abbastanza robuste, ma che non hanno più nulla da dire a questo campionato. Matematicamente chi si salva, chi si classifica al secondo posto, va direttamente ai play-off regionali, contro le vincenti degli altri gironi siciliani. Per quanto riguarda la salvezza, tutte le agrigentine sono al riparo da eventuali pericoli. Stiamo parlando di Gemini, Aragona e Casteltermine, e proprio questa domenica al Totorrusso è in programma il derby Aragona-Casteltermine. Infine in seconda categoria c'è un verdetto nel girone B. Il Cianciana di Raimondo Saleme, il tecnico di questa squadra agrigentina, ha vinto il campionato ed approda in prima categoria. Una stagione fantastica che ha registrato 15 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte e che ha concluso il torneo con 47 punti, vale a dire 6 in più sulle immediate inseguitrici del Prizzi. In questo campionato si disputeranno invece i playoff, a cui parteciperanno Prizzi, l'Agrigentina River Platani, l'Atletico Marsala e il Città di Giuliana. Infine, l'unica a retrocedere in terza categoria è il Partanna. Finalmente, Presidente, abbiamo raggiunto l'obiettivo tanto atteso. Sì. Felici per la giornata, felici per l'afflusso di pubblico, meritato successo, un campionato gestito sin dalla prima partita di campionato, sempre in testa al campionato, meritato perché la società ha costruito bene, un gruppo di dirigenti giovani, competenti, attorniati anche dal pubblico. Dobbiamo ringraziare anche sempre l'amministrazione comunale, tutti i nostri sponsor. I ragazzi sono stati splendidi, il mister Salemi li ha saputi condurre a questa vittoria meritata. Non possiamo dire che altro che grazie a tutti. Porteremo avanti il nome di Cianciana anche nelle semifinali di Coppa. È un trofeo a cui teniamo tantissimo, perché nella mia carriera calcistica e nella storia di Cianciana non si è mai vinto questo trofeo, e cercheremo di arrivare fino in fondo, sempre se le altre squadre ce lo permetteranno. Adesso la prima ci aspetta. Sì, la prima ci aspetta e ci godiamo questa vittoria, ci concentreremo ai playoff, alle semifinali di Coppa, e poi partiremo dopo un po' di riposo a programmare una prima categoria che possa rendere più partecipe il paese di Cianciana. Grande derby tra Aragona e Casteltermine. Abbiamo qua il presidente Luigi Monreale. Ecco,
Si tratta di un derby molto sentito, però è fine stagione ed ecco tutte e due le squadre ormai occupano un posto in classifica abbastanza tranquilla, quindi si giocherà a viso aperto. Assolutamente sì, domani noi ci concediamo dal nostro pubblico in vista di questo derby, perché sarà l'ultima nostra apparizione tra le mura casalinghe. Una gara di fine stagione, ha detto bene lei, tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato e che hanno acquisito, diciamo, la salvezza. Però intendiamo onorare al meglio questa gara e quindi giocheremo sicuramente per fare una bella figura. Che campionato è stato per l'Aragona? Avete centrato il vostro obiettivo oppure avete qualche rammarico? Ma guardi, io dico che il nostro è stato un campionato un po' dai due volti, perché abbiamo fatto un girone d'andata veramente bello, giocato ad alta intensità, l'abbiamo chiuso anche in una posizione di classifica importante, poi però nella seconda parte c'è stato un calo io definisco mentale, forse i ragazzi si sono sentiti appagati per il traguardo magari della salvezza raggiunta in anticipo e quindi abbiamo perso un po' di terreno, però tutto sommato come primo anno di promozione ci riteniamo soddisfatti per il campionato fatto. Un campionato strano dove non si disputeranno i play-off. Ma ad oggi questo la matematica non lo dice, però insomma da quello che si vede è assai probabile che non si disputeranno i playoff, però ecco, onore sicuramente al Camarat e al Giarre che hanno fatto un campionato straordinario, ma da dire anche che comunque i budget che hanno messo a disposizione erano notevolmente superiori rispetto alle altre competitor. Il Castrum Favara contro la squadra del San Cataldo, importante e decisiva partita che si terrà domani allo Stadio Broccoleri e senz'altro uno scontro diretto per la salvezza. Le interviste di Giuseppe Moscato. Castrum Favara ritorna al Broccoleri e lo farà per 2 domeniche consecutive. Credo senza giri di parole che saranno e sono 2 partite importanti, se non proprio fondamentali, arrivati a questo punto del campionato. Non nascondiamo che tutti, mister, si aspettano 2 belle vittorie. Ma sicuramente, buongiorno a tutti, sicuramente sono partite determinanti per il nostro percorso. Ormai mancano 6 partite alla fine e abbiamo un obiettivo da raggiungere fortemente, perché nella mia persona c'è grande stima, ho grande responsabilità verso la gente di Favara, verso la società, soprattutto verso i miei giocatori, per come ci trattano, per come ci coccolano, per come ci stanno rispettando. Questa responsabilità è aumentata da domenica dopo domenica e domani dobbiamo fare di tutto per ritornare alla vittoria, al di là dell'avversario, che è un avversario che io ho rapporti interpersonali, stimo molto l'ambiente San Cataldese, però ad oggi come loro cercheranno di battermi, io cercherò di battere loro. Credo che è una partita essenziale perché dobbiamo ritornare alla vittoria con tutte le nostre forze e dobbiamo andare anche oltre quello che è le nostre capacità. Una sfida diretta appunto e quindi la necessità di fare punti. Come hai preparato i tuoi ragazzi? No, ma adesso la squadra sta bene, anche l'ha dimostrato domenica contro la capolista. In questo momento io credo a fine campionato la condizione fisica e soprattutto la condizione mentale è quello che fa la differenza e su questo punto credo che i ragazzi hanno capito che l'importanza della gara e l'importanza dell'impatto alla gara. Credo che anche l'ambiente si sta stringendo attorno a noi. Questo ci fa piacere perché abbiamo bisogno di tutti. Come ho detto prima, l'unione farà la forza. Credo che questo ambiente che ci sta spingendo a essere concentrati, a essere cattivi agonisticamente ci può fare solamente bene. E infatti le mosse della società, anche del responsabile della comunicazione, comprare 2 biglietti a un prezzo ridotto per assistere a 2 partite, incentivare il pubblico a venire allo stadio e soprattutto questa riunione con gli ultras della curva nord che ritornano al Broccoleri. Sì, la società sta facendo di tutto per mettere in condizione la città di aiutarci.
ma gli ultra ci sono stati sempre, anche se la loro mancanza in casa si è sentita tantissimo, però sono venuti anche in settimana a incoraggiarci. Credo che fuori casa sono stati sempre presenti. Questa ulteriore atto d'amore verso la nostra squadra, verso questi colori, fa solamente bene, e credo che, come ho detto prima, l'unione farà la forza sicuramente, perché sarà una partita delicata, sarà una partita con momenti di difficoltà, e il loro sostegno sarà essenziale per noi. Un sostegno importante, dei punti che, se arriveranno, coroneranno un percorso in questo campionato di Serie D che Castrum Favara ha svolto con onore. Non dimentichiamo che è una matricola. No, su questo noi abbiamo un compito, quello di portare e di far mantenere questa categoria a Favara, perché ci sono stati grandi investimenti, ci sono stati non solo investimenti economici, ma anche investimenti sulle persone, come sottoscritto. Credo che questa è una responsabilità, come ho detto prima, una responsabilità che ci deve tenere allerta, ci deve dare questa spinta di dare qualcosa in più verso questi colori. Sì, siamo molto preparati, abbiamo fatto una buona settimana, quindi siamo pronti per domani, per la partita da San Cataldese. Grazie anche all'impegno della società e alla buona volontà dei tifosi, anche la curva organizzata, la curva nord, sarà qui a attivare Favara. Certo, questo per noi è molto importante, perché avere il tifo sempre ci dà una spinta in più. Sono contento che domani la curva nord è tornata, quindi speriamo bene domani. Quale sarà il segreto per vincere e acquisire l'intera posta in palio? E domani bisogna avere tanta voglia, tanta corsa e tanto impegno da parte di tutti, perché sarà una partita tosta, quindi bisogna correre 95 minuti. Ce la farete? Certo, noi faremo di tutto per avere i 3 punti. Sì, sicuramente sappiamo l'importanza di queste partite che mancano, comunque dobbiamo vederle come 7 finali. Ci stiamo preparando bene, lotteremo fino alla fine. Domani arriva la San Cataldese, ma arriva anche la Curva Nordi, il tifo organizzato che ritorna al Burcoleri. Sì, di questo siamo contenti, perché penso che il sostegno dei nostri tifosi sarà anche parte integrante un po' della prestazione che andremo a fare. Quindi siamo contenti di questo e speriamo di portare il risultato a casa, che è la cosa più importante. Certo, non c'è pressione, ma sicuramente c'è anche la necessità di avere questi punti. Sì, sarà una partita fondamentale, diciamo che da questa possiamo comunque un po' definire il nostro cammino, quindi ci impegneremo e speriamo di portare i 3 punti a casa. Siete pronti? Sì. È fondamentale vincere queste 2 partite, perché ci metteremo in una situazione tranquilla, considerando pure che ci sono anche altre squadre che devono riposare. Per noi sarebbero 6 punti sacrosanti che ci porterebbero verso un obiettivo più sicuro. Un obiettivo sicuro che è quello della salvezza, a coronamento di un cammino importante per Castrum Favara, questa matricola che ha fatto bene. Io credo che oggi non ci possiamo rimproverare nulla, perché se andiamo a considerare che a prescindere da qualche passo falso che abbiamo fatto, questa squadra è una squadra costruita giovane, una squadra costruita con un budget molto limitato rispetto alle altre squadre anche che hanno meno punti di noi. Io credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme allo staff, insieme al mister e in tutta la società, quindi sarebbe solamente un premio di gratitudine verso queste persone che hanno lavorato per tutto quest'anno. E anche la tifoseria sente questo momento importante, possiamo dire che c'è la riunione anche in casa con la Curva Nord? A questo punto io credo che loro hanno fatto una scelta d'amore, perché veramente li ho visti decisi dall'inizio a fare valere le loro ragioni. E vi ricordiamo che l'ora legale scatterà stanotte alle ore 2 immediatamente, e diventeranno le 3 di notte, facendoci di fatto perdere un'ora di sonno.
Gli orologi computer e gli smartphone si aggiorneranno automaticamente, mentre si dovranno cambiare manualmente le lancette di orologi e sveglie analogiche. E questo è tutto per l'edizione di TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.